Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6. Nell'ultimo episodio è successo il delirio tra l'uccisione di Maria Marchesa, che finalmente ce la siamo tolta dai coglioni, ma soprattutto una scena incredibile dove noi abbiamo rischiato veramente la vita, filmati quasi strappalacrime, raga, qualcosa di assurdo. Quindi se non vi siete visti l'episodio precedente andatevelo a recuperare. E adesso ci troviamo nel punto dove ci siamo salutati nello scorso episodio e speriamo che sarà la missione che ci farà uccidere Bembè, perché sappiamo che quindi forse tutto quello che è successo nello scorso episodio potrebbe essere opera sua. Bici è uscito di testa ed è partita a caccia di Bembè. Trovalo prima che lo faccia uccidere. Vai, vai. Non aspettavo altro di fare questa missione. Chiamiamo la nostra macchina. Vediamo se riesco a prendere l'aereo. Minchia, quanto era bello, raga. Quanto era bello se lo facevamo. È difficilissimo prendere un aereo. È impossibile. Non so manco quanto veloce vada la freccia, quindi quanto anticipo debba dare. Bene, vabbè, andiamo. Oddio. Guardate i coglioni. Allora, dai, non perdiamo tempo e andiamo direttamente nel nostro obiettivo, che è... vabbè, viaggio rapido. Perfetto, già che siamo qua, chiamiamo la macchina. Non è stato... Guarda, sta esplodendo. Buon uomo, si allontani. Guarda questo che investe tutto. Ha rotto il cazzo. Tu non mi spara. No, chi è che mi mira? Buon uomo, levati dal cazzo. Veloce, 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 veloce. Allora, andiamo alla destinazione. Speriamo che Bicio non si metta nella merda, anche perché dai, è simpatico Bicio. Ok, dovrebbe essere qua. Entriamo. Sa che ci sono già stato in questo capannone. Sì, sì, ci sono già stato. Eccoci qua. Speriamo. Mamma, ho demolito una casa, dai. Speriamo che sia qui dentro. Bicho! Tu cresci come merda. Dai, non c'è. Ha lasciato una nota, mi sa. Su di me puoi contare. In questo paese di merda dobbiamo restare uniti. Vuoi una pistola? Un po' mi sorprendi, ma te l'ho recuperata insieme ai proiettili sufficienti per renderti famoso. Ecco un'altra parte del favore. Bembè sta fottendo tutti, soprattutto l'FND. Troverai una ricca fetta dei suoi affari da Rodeo e Aste Lezcano. Dovrebbe esserci un'altra nota, quindi qui. Nota con disegnini del simbolo del veleno. Ma non è la nota che cercavamo. Che cazzo stiamo cercando allora? Non vedo nient'altro qua. Seconda metà della lettera, perfetto. L'altro pezzo, Bembè ruba il suo viviro direttamente dalla fabbrica. Si fa persino caricare i furgoni dai lavoratori. Basta, mi sta troppo sui coglioni sta Bembè. Andiamo. Anzi, andiamoci con un veicolo adatto a Bembè. Direi che è perfetto questo. Allora, i ping sono due. Andiamo prima da quello più vicino, ovviamente. Oddio, c'è un cazzo di bufalo. Uccidere un bufalo con un carro armato comunque non è... Ma non era un bufalo. Cazzo era? Una mucca. Oddio, mi stanno freddando. Oddio, oh, con quanta violenza. Buon uomo, buon uomo. Oddio, quanta violenza. E il mio carro armato perché sta andando a fa culo? Vai a cagare, guardalo lì. Ho finito. Oddio, esplodono auto. Ho finito i colpi però. Merda. Però ho preso un sacco di scarti di veicolo. Bene, andiamo a piedi. Ecco, era una mucca, il cugino di quello che ho freddato prima. Ho una sola freccia e la userò bene. Qualsiasi cosa, non ti incazzare. Oddio, oddio, madonna. Aiuto, aiuto, aspetta, posso spiegare. C'è un telefono, c'è un telefono. Guarda, prendo il telefono e vado. No, c'è una nota. Aia, aia, madonna. Oddio, sono nella merda. Non voglio essere inculato da un toro. Ma questi spaccano tutti, sono incazzatissimi. Questi sono in mezzo ai tori. Scusa, in mezzo al toro. Guarda i tori incazzatissimi. Minchia se lo freddano, raga. Li mira con il bazooka, mi sembra un po' eccessivo. Dai, lasciamo, salviamo il toro. Bene, a sto punto dobbiamo andare per forza nell'altro ping. Oh, io mi fotto uno di questi veicoli qua, dai. Bene, questo non è un luogo che abbiamo esplorato dove stiamo andando, quindi ci vediamo direttamente quando siamo in zona. Ok, siamo in zona, ragazzoli, non dovrei... sento già degli spari. Non mi piace già che sparano così. Oh, due uomini di guardia. Uno sta scendendo, l'altro è rimasto qua. Perfetto, mi fa comodo che sei sceso, stronzo. Perdonami. Ho mirato il primo, non il secondo. Vabbè, ma qua è pieno di gente. Guardalo lì, il maggiore Fernandez. Ma tutti Fernandez si chiama. Quanti cazzo di Fernandez ho ucciso? Allora è pieno di gente, però col cecchino potremo fare delle robe incredibili. Guardalo. Allora questo guarda quello, quindi prima prendiamo questo, poi si gira questo, poi si allarma questo. Che cazzo è successo? Ah là, fuori tutti. Buon uomo, aspetta, buon uomo che c'è gente ancora. Ora ti salvo, ora ti salvo. Pompa incredibile ho trovato. Buon uomo, è con te che devo parlare. Vabbè, già sai che ti dico, parlo con te adesso. Non vedo nessuno. Sono disarmato.
crazy kid come through here, talks a lot, hair kind of like a pineapple. Yeah. Capelli ad ananas. Told me I had to tell him where my buyer lives. Guy called Bembe. Did you tell him? See? And then the kid ran off. Can you tell me where Bembe lives? Nobody knows exactly where his place is. But it's in Cruz del Salvador, near the border. That's all I know. I swear. Please, just let me go. Vabbè, ci ha dato almeno le info, dai. Paolo, I know where to find Bembe. Then that's where Bicho will be. Exactly. Sit tight, Servono le Paolo. munizioni. Bene, quindi dobbiamo raggiungere assolutamente questo posto. 700 metri. Madonna. Prendiamo uno di questi veicoli e andiamo dove potrebbe trovarsi Bembe. Arrivederci, signore. Questo è un lanciarazzi. Potrebbe essere un problema. Guarda come rompe il cazzo. Rotto i coglioni. Dammi il camion. Trovo un punto di ritiro. Addirittura non ce l'ho questo qui. Oddio, ma ho due dentro. Ma che cazzo fanno? Dobbiamo girare di qui. Dai che ci passo. Madonna mia. Vabbè, dai, si è fuso il camion, ma veramente. Quasi quasi mi fotto il cavallo. Allora, il punto è questo. Chissà se sarà la casa di Bembe. Heard about this. Looks like Bembe hides out in an old slave shack on the plantation. Ma guarda che bel posto però, raga. Mamma mia. Raga, stiamo un attimo. Ammiriamo un attimo l'ambiente. Guarda qua. Bellissimo, poi col cavallo. Oh, il furgone di Bicio, questo è vero. È qui? Bicho, what the fuck? L'ha preso. Hey, Daddy, I'm gonna blow this cabron's head off. No, you're not. Oh, I'm not? You don't think I will? Eh? Bicho, listen to me. You thought coming here was gonna fix it all. But it's not going according to plan, is it? What the fuck do you know, eh? I know you're no killer. Look at you shaking. You're a frightened little rat. A pest, a parasite. Yes. You take and give nothing back. Bicho, don't listen to him. That's right. Bicho. Just a blood-sucking bug. Sparali. No, ma che cazzo fai? You're not Bicho. You're not a bug. What's your real fucking name? You wanna fix something? Pull that trigger. You need to shut the fuck up right now. My name's Boss. Yeah. Okay. Your name is Paz. You're Paz. You're not Bicho. You're not a bug. You're Paz. And I need you here with us, man. Tough little chamaco. You're a piece of shit. At least I don't lie to my friends. Not that it matters. But I tried to get Paolo out. I really did. Sparali, Dani, ti prego, freddalo. Almeno abbiamo salvato Bicio, dai. Mamma mia, guarda come lo stava manipolando, raga. Quello si stava per sparare. Allora, qua abbiamo ancora robe da fare, cose da prendere. Hey, Paolo. Danny, tell me Bicho's okay. See, talked him out of doing something really stupid. He's a bit shook, but he's okay. Oh, fuck. Thank God. And Bebe? Still alive, still a snake. Shit. I was hoping you wouldn't say that. There's always going to be a Bembe, Paolo. There aren't many Bichos out there. When Bicho gets back, maybe tell him how you feel, yeah? He could use it right now. I will. I promise. Thank you, Danny. Grazie a un cazzo. Ma allora, non so come cazzo si prendono queste casse. Stavo cercando di... non lo so, in teoria sono sottoterra, ma non so, non vedo nemmeno una grotta o un qualcosa. Attacca i 3 posti di blocco sulla strada ovest della mia clinica. Bene, abbiamo un'altra missione. Niente, non riesco a prenderli ste robe. Ok, ci ha segnato i 3 posti di blocco. Bene, allora facciamoli. Partiamo da questo. E io prenderei questa altezza e poi mi tiro giù di tutelare. Mi lancio. Purtroppo ragazzi c'è poco da fare. A livello di ambientazione Far Cry 6 è tanta roba. A livello di panorami e ste robe qui non si ci può dire niente. Perché va così lento questo cavallo? Allora il posto di blocco è questo qui. Cerchiamo di liberarlo furtivamente. È vero, l'arco non è furtivo in questo caso. Allora fuori uno. Non ne vedo più. Oh guardalo lì. Ok, piano. Guarda che si ferma, guarda che si ferma, guarda che si ferma. Perfetto, in teoria abbiamo fatto tutti.
E il capitano dovrebbe avere la chiave. Bene, quindi possiamo aprire già il posto di blocco. Speriamo sia quello giusto, tra l'altro, dove ci sono gli antidolorifici. Cassa dell'FND. Non ci credo, li ho trovati. Che godo. L'MP7 sbloccata. È assurdo come Far Cry 6 abbia i diritti delle armi e Warzone non più. Perfetto, distruggiamo il cartello e ci fottiamo il posto di blocco con la K. Ok, a questo punto dobbiamo consegnare gli antidolorifici. Lì penso servano a Paolo, lì vai a capire, o a me. Allora, qui ci arriva un veicolo. Sì, ci serve il veicolo. Siamo arrivati a destination. Vediamo la nostra destination. Portiamoci i farmaci a Mattias. Madonna mia. Stiamo facendo qua il fattorino. Dai, rompete i coglioni. Forza Mattias. Nobody told me this was a party. She's so quiet. See, Oh, Clara, ma buongiorno. Juan. You need to stay here. We need to move. We're not abandoning them. No. Maximus Mantanzas is Libertad. That footage from Castillo Zoo showed the cost of his paradise. The concert inspired thousands to join us. Radio Libertad inspires more. But you've become a distraction. Maria's dead. Viviro is a new target. El Doctor is the key to fuck up Castillo's money machine. And he's in the Capitol. he's not there. My people have eyes on him. We were face to face. El Doctor is addicted to his work. He's not going anywhere. Matias has intel. Sergio Esteves, El Doctor's right-hand man, murdered hundreds with his medical trials. That's how we get El Doctor. Weren't you running to America? Found your cojones a little late. I knew you were military. Paulo. You're right. I'm not your leader. But you've had one foot out the door now. Talia's committing executions? Revolution is chaos. But a leader creates their own order. Let's go. Your call, Danny. Pedro Torrero. Now that was a fucking musician. Now that Mama and Papa are gone, We need Sergio. I'll find him. Chi minchia è Pay Sergio? the doctor a visit. Bene. Penso che quindi questo capitolo si conclude con l'uccisione di questo dottore. Certo, distruggendo il Viviro, mica mandiamo in bancarotta Anton Castillo. Comunque è una delle la sua fonte principale di guadagni. E quindi dobbiamo andare qui. Allora signori, per voi sarà passato soltanto un taglietto, per me è passato un giorno. Ma comunque siamo arrivati in questa villa, finalmente, dove dovevamo andare. No, siamo arrivati un cazzo, dovevo girare da qui, perdonatemi. Sì, perché ho dovuto staccare mentre registravo, dovevo fare due robe e quindi insomma, sto continuando adesso quello che avremmo dovuto fare. Quindi dovevamo andare in questa villa e quindi eccoci quasi arrivati, già siamo in una zona privata. Guarda lì con quanta maestria, con questo freno a mano. Io parcheggerei qui. Oh, c'è già un nemico. Guarda con quanta vista, dove cazzo è sto stronzo? Guardalo lì quanto. C'è pure una telecamera lì. Non l'ho presa? Ok, adesso l'ho presa. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Allora, eccoci qua ragazzi. Devo trovare Sergio per farlo parlare. No. Ok. Coño, I have to get this piece of shit. You will. Suerte. Penso io. Did you send backup? See, let them take care of the soldados. Just focus on finding Sergio. Attenzione, con quale maestria, con quale precisione. Ministero della Salute. Ma chi stanno sparando, perdonami. Non ho capito a chi, ma vabbè. Usiamo gli allarmi. Dovrebbe esserci qui una cassa dell'FND da qualche parte, non so dove. Forse al piano di sopra. Speriamo che sia qui Sergio. È qua? Who Direi you di been no. talking to, Sergio? Però c'è una registrazione, attenzione. Leggi. It's El Guerrillas. The Guerrillas are onto you. Come to me and we will provide the protection you need. Castillo can't afford to lose you, and neither can I. We have so many more trials to complete. Hijo de puta's been tipped off. Hai capito, avete capito raga? Andiamo qui.
Ok, abbiamo i dati. Bene, bene. Eccola la cassa. Someone warned el doctor that we were coming. Serio's on the run. Ok, sta scappando. Merda. Ci penso io. Andiamo da questo buon uomo. Niente, quindi dobbiamo inseguire questo Sergio. Velocemente, velocemente, velocemente. Dai, come cazzo faccio a inseguirlo? Madonna. E non c'è una macchina, non c'è una macchina. Veloce, veloce. Apri il cazzo del paracadute. Niente, non lo apre, non lo apre. Buon uomo, lei sa darmi una mano. Ah, levate i coglioni, veloce che ho fretta. Al porticciolo, dai, 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 che è qui. Siamo qui. No. Porca puttana. No, guarda. Scappa, scappa, scappa. Bastardo, cattura Sergio vivo. Questo è un problema. Ma va, perché cazzo sbanda? Dai, si era messa la mira, la guida automatica. Vai, 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 inseguiamo Sergio, raga. Non possiamo farcelo scappare, sto figlio di una grande donna. Vai, 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 vai. Quanto cazzo è lento sto quad. O forse è lui troppo veloce. Però noi con il quad possiamo intrufolarci in vicoli più stretti. Ma è una bella macchina, raga. Come faccio a catturarlo vivo? Aspetta, sparo alle ruote. Ok. Dai, ho sparato una gomma. 2 gomme. Preso. Non ci credo, funziona. Concussion, grade 2 or higher. Laceration, dislocated shoulder. Matthias, Ah, ci sputa la faccia. you're going to train me to prove you're the better doctor. Where the fuck is el doctor? The Vivero Processing Center, Building 13. What the fuck, Paolo? Minchia, The così. doctor could run the outcast camps without people like this piece of shit? None of this. None of this whole fucking mess would be happening without doctors like him. Fuck him. I'm all out of mercy. Bravo Paolo, per una volta mi associo, dai. Trauma to the skull. Notevole trauma cranico. Minchia. Ci sta, per una volta mi associo, dai, fuori dai coglioni, tutti sti strozzi qui, guarda, guarda qua. E anzi, è stato pure abbastanza gentile. Perfetto, completiamo, non si sa mai si rialza. Perfetto, penso che qui abbiamo finito. Ci vediamo al punto di osservazione, vicino al Biovida Lab. Colpiremo il dottore a casa sua. Allora, ragazzuoli, adesso, volendo, potremmo salutarci. Però, guardate, siamo al completamento storia di questa zona al 93%. Quindi presumo questa qui sia l'ultima missione. Dobbiamo uccidere il dottore e colpire Castillo. Nel senso che lo colpiamo duro perché appunto sappiamo che il Viviro è la principale fonte di guadagno di, insomma, di Castillo. Quindi prendere il dottore, che è quello che sperimenta, produce, fa tutta questa roba qui, è un duro colpo. Allora, ci vediamo in zona. Guarda che bella casa che ha il dottore. Già qui dall'alto un mega villone, una mega proprietà. Bene, dai, che spacchiamo tutto. Nel prossimo episodio comunque molto probabilmente ci dovremmo spostare poi sull'ultima zona che ci manca, dove conosceremo El Tigre, faremo missioni per lui. E in teoria adesso, allora, io non mi ricordo già questa missione. Penso di essere arrivato in un punto nel gioco dove ero arrivato ai tempi, quando feci la prima serie qui con Zexon. In teoria già questa missione non la conosco, e quindi significa che dalla prossima missione, dalla zona nuova, è nuovo il gioco anche per me. Tra l'altro volevo farmi un assalto con i colpi esplosivi. Poi appena troviamo un banco da lavoro lo facciamo. 600 metri, 500 metri, 400 metri. Ok, siamo quasi arrivati, ragazzuoli, siamo già qui. Parcheggiamo la macchina qui. Da qui penso si salga. Madonna. Se non questo, raga, questo è un piccolo difetto di Far Cry. Non è che il personaggio è progettato per arrampicarsi, non c'è un'arrampicata vera e propria. Se non compare sali, tu non sali. È questo Far Cry. Sta roba dovrebbero toglierla. Spero che in un futuro, magari in un Far Cry 7, questa roba finalmente verrà tolta. Oh, il banco da lavoro, minchia, facciamoci subito l'arma. Allora, io vorrei un assalto. Partiamo da questo. Quindi al posto della K, adesso che so questa roba, significa che noi possiamo usare qualsiasi assalto e usarlo come vogliamo. Io ho appena trovato questo qui, l'SSGP 58. Non so che cazzo di assalto è, ma sembra abbastanza buono. Facciamo una roba, lo proviamo intanto. Tanto ha 40 colpi iniziali.
e rincula un bel po'. Quindi io farei sempre un'arma con il compensatore. Allora, colpi li voglio esplosivi. Ah, questi sono molto efficaci contro i veicoli. Vabbè, ma penso facciano male pure, insomma, alla gente. Cerchiamo il compensatore perché di rinculo mi sembrava. Vedete che sono già sbloccati, vaffanculo. Ah, un bel mirinozzo qua, non sarebbe male. E il laser che già ce l'abbiamo. In più ci mettiamo questa abilità di ricaricare, ricaricando quest'arma ricarico tutti gli altri. E questa qui non è male. Tanto 40 colpi già mi bastano. Il ciondolo. Oh, guarda il pezzo di arma che ci siamo fatti. Allora, dobbiamo parlare con Paolo. Paolo, quando vuoi, che cazzo hai fatto? Perché fai tutto sto bordello? Mettiamo fine a questa storia. Distruggiamo il dottore che si trova lì. Allora, devo entrare nell'edificio 13. Non mi risulta un avamposto, quindi è proprio una zona. Facciamo questa missione e basta. Vediamo se riusciamo a oltrepassare la rete. Dimmi di sì. Oh, non godo un cazzo. Uno è lì di guardia. Allarme. Ci sarà sicuramente un cecchino lì perché c'è una persona nei dintorni qui. Sarà sicuramente. Eccolo, guarda. Che culo. Lì ce n'è un altro. Quello bisogna eliminarlo. C'è pure la telecamera. Perché non la prendo? Che culo. Bene, bene. Ho sparato con un'arma normale. Infatti sono leggermente incazzati. Sai che ho fatto una cagata. Ok? No, hanno suonato l'allarme. Vabbè, meglio, proviamo quest'arma. Oh, vabbè. Bellissima. Bellissima, raga, bellissima. Così andiamo di prepotenza. Ma qua c'è dell'uranio. Oh, ma buongiorno. Prendiamo qua i colpi. Ora arrivano 100.000 rinforzi. Ok. Buono però che ci siamo fatti la contraerea. Bene, perfetto. Li eliminiamo tutti, non abbiamo paura. Guarda qui quest'altro stronzo. Perfetto. Levati dai coglioni. Il problema è che non so ancora dove trovarla sta cazzo di tessera. In teoria c'è l'ultimo qui. L'arma qua ce lo togliamo. No, 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 no. È una bomba, raga. L'elicottero ci siamo fatti così. Minchia, questo è duro. Perdonami. No, ho sbagliato. Madonna. Che abbiamo solo un caricatore, stiamo attenti. Ora dove cazzo è? Devo trovare la chiave per poter accedere a quell'edificio. A meno che questi edifici siano collegati fra di loro. Magari si può accedere dal tetto, per esempio. Sì. Cos'è? L'otto scappa. Le forze speciali di Castillo arriveranno. La mamma mia, con quanta precisione. Sì, siamo entrati nell'edificio. Godo. Andiamo di furtivi, non si sa mai. What is this place? Che cazzo è? Via libera, ok. Il finto Yaran. Oddio, guarda qui. È proprio un bastardo questo. Ma lui non sembra essere qui però. A meno che posso entrare qua. Perfetto. No, ma qui è dove. Mi sto perdendo un attimo. Non so se è giusto. Sì, qui è dove siamo arrivati, esatto. Ma non possiamo più tornare indietro. È sicuro che era da qui che siamo arrivati? No. Give them hell, Paolo. È pieno di gente qua. Guarda dov'è. Can you walk? Va tutto bene? Fratello? Guarda questo. Minchia, questo deve morire? No, 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 no. Veloce, non so che cazzo sta facendo, ma è tipo avvelenati. Merda, guarda. È una roba sempre a base di viviro. Merda, vaffanculo, no, abbiamo le visioni. C'ha di nuovo drogati, tipo. Che cazzo è? Di nuovo, mi sto vomitando. Merda. Vabbè, cazzo è il calcio del giaguaro. Abbiamo la chiave. Dai, basta di vomitare, per favore, Dani. Prego, contieniti. Ci vediamo all'inferno. Ma l'ho ucciso? Paolo, el doctor is dead. Ah, uno di questi era vero. What? What are we going to do about those people? You just did the best
A caso! Ce ne dobbiamo andare. Lo so. Oddio, ma qua c'è un casino. Madonna. Vai, vai, prendo la zona di atterraggio. Me ne vado, me ne vado. Mamma mia. Leviamoci dal cazzo, raga. Aspettami, Paolo. Cazzo di recinzioni. Vai, vai, ce ne possiamo andare. Dove cazzo è? Chi è che ci viene a prendere qua? Nel frattempo io freddo gente qui. Ecco, non si fa un cazzo. 5 proiettili. Eccolo, ecco. No, no, non è un nemico. Guardalo lì. Ah, non si è fatto un cazzo. Adesso sì, mi sa che qualcosa si è fatto. Perfetto, freddiamo tutto, raga, freddiamo tutti. No, 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 no. Aia, aia, aia. Ricarica tutto. Attenzione, arriva Giovanni, arriva Giovanni. Giovanni. Eccolo. No, no, c'è il cane. Dove cazzo è Giovanni? Dai che mi sto drogando malissimo con sta roba. Ah, ma non è il cane, è lui. Paolo, ecco, a rompere i coglioni. Because tomorrow you'll be fucking somewhere else. Cosa? Si è finito così? You never listen to Pedro Torrero? This generation is lost. Does he ever stop talking? No. Talia! Mijo! I thought I lost you. Fuck no. El Doctor! Dead. And Castillo is next. You sound different. First time you're hearing my voice, mija. That mean you'll march with me to Esperanza? I'll fight for you. I'll put a fucking bullet through Castillo's skull for you. But don't think I'm going to let you off the hook. It's easy to talk of family, equality when you're not running a country. But when your revolution is over, mine won't have even started yet. So let's put it on the record. Bicho! Sí, Capitán. Muy clara. I mean, jefa. Call me Paz. Paz. I think Radio Libertad would like to hear from our newest commandante. You gonna tell the people Libertad was my idea? Shit, never gonna let that go. Attenzione, anche loro si sono uniti però, eh. It's not Pedro Torrero. Exactly that. La revolución vendrá. Mi pueblo no aguanta más. Ay, con la Yara. Bam, bam, bello, bello però, ragazzi. Venimos para luchar. Oh, ehi Maximas Matanzas finalmente fanno parte di Libertad. Combatteranno con Libertad. Ci sta, finalmente. Questo episodio sarà un colpo di scena. True, Yaras. These terrorist monsters that plague us, they have no vision for Yara. They simply want chaos. Diego. See, Papa? They simply want chaos. It's off. You used that line already. Ma è tipo malato, raga. Col trucco coprono queste macchie che ha. You opened it? Sí, señor presidente. It rings every hour, señor presidente. Hola, fascista. I recognize that voice. Did you like my present? You killed him. What a surprise, terrorista. And the intel recovered allowed us to hijack 10 shipments of your precious Viviro. Let me ask you a question, Miss Garcia. When I am dead and Yara is burning, what exactly is your plan? Hold hands, sing songs around the fire? Pinga! Who told you, fascista? You call me Señor Presidente! Start the camera. I'm ready to speak to my people. Papa. What? Just stop. Rolling, Señor Presidente. It is with great sadness I must announce the death of a true hero of paradise, Dr. Edgar Reyes. Not only the genius mind behind Viviro, but also a personal friend.
Io, raga, non ho parole. Cioè, sto gioco veramente fantastico. Fantastico. Fantastico, fantastico su tutti gli aspetti. Mamma mia, raga, mamma mia. Come si è incazzato, mi è piaciuto un sacco, diciamo, la sua reazione quando... Mamma mia, bello, sono senza parole. Ragazzi, nel prossimo episodio, noi per questo episodio ci salutiamo. Nel prossimo episodio, dato che abbiamo completato tutto il capitolo che riguarda Thalia e Paolo, abbiamo ucciso sia il dottore che Maria Marchesa. Adesso ci rimangono gli ultimi 2 stronzi da fare, quindi dobbiamo chiedere aiuto a El Tigre e andremo a conoscerlo nel prossimo episodio. Ciao belli.